Il presidente della regione è volato a Roma per trattare con il vice segretario nazionale Guerini. Raciti nel frattempo è irremovibile, o col Partito Democratico o con Crocetta. Le accuse a Forza Italia e a 5 Stelle. Dario Piparo. L'episodio che introduciamo è ormai diventato consuetudine. A Palermo il PD non riesce minimamente a legare. Renziani, crocettiani e cooperliani se ne stanno a litigare sbattendosi la porta in faccia mese dopo mese. Il governo è in condizioni stagnanti, non si muove nulla di un millimetro. Allora arriva l'ormai consueto viaggio di routine, la capatina a Roma per tentare di ricucire gli strappi. Si va da Guerini, vice segretario nazionale, si prova a fare il punto, si torna a Palermo e poi, dopo un po', punto e a capo. Questa volta potrebbe essere diverso, ovvio, con Crocetta che spera in una presa di posizione definitiva da parte di Roma. Secondo il governatore, la frangia cooperliana con Raciti, Cracolici e Crisafulli sugli scudi sta tenendo una linea inaccettabile. Roma ha spesso lasciato quella autonomia speciale anche in seno al partito, lasciando che le ultime beghe interne dei democratici immobilizzassero la Sicilia intera. Crocetta non ci sta e chiede al Nazareno che si ponga un veto, che si faccia qualcosa, che si intervenga una volta per tutte. Intervento che arriverà, secondo Crocetta, ma Raciti non abbassa minimamente la testa, ponendo addirittura una sorta di out-out. O si sta con il PD o con il governo Crocetta. Ma le discrepanze tra le politiche siciliane e le politiche nazionali sono trasversali. Mentre a Roma PD e Forza Italia riformeranno la Costituzione, a Palermo i berlusconiani non collaborano. Vogliono la perpetuazione dello sfascio, tuona Crocetta. E di fatto non solo Forza Italia rifiuta il confronto sulle riforme, ma di tutta risposta annuncia una mozione di sfiducia. Qui arriverà l'importante sostegno numerico dei 5 Stelle, definiti da Crocetta come le stampelle del vecchio sistema, unico caso in Italia in cui i grillini sono alleati alla destra conservatrice. Un attacco duro ma corrisposto, con il 5 Stelle che qualche giorno fa sconsigliò a Crocetta di farsi vedere nelle piazze per salvaguardare la propria incolumità. La gente lo sbranerebbe, hanno affermato. Dichiarazioni estreme che hanno portato un mare di polemiche. Adesso Guerini ha in mano probabilmente le sorti dell'amministrazione regionale. O il PD decide di diventare maggioranza indiscussa del proprio presidente, magari con un azzeramento di giunta che faccia da compromesso, altrimenti ci sono grandi possibilità che crolli il castello e si torni tutti a casa. La commissione provvisoria